via Marinali, proprio dietro la chiesa di San Giovanni. Chi ci passa deve, chi può evita. E il motivo è legato all'ennesimo caso di degrado e inciviltà nel centro storico di Bassano. Alcuni residenti della zona ci hanno infatti segnalato che da diverso tempo, la sera e nei weekend, c'è gente che sceglie quell'angolo, quelle mura, per urinare e gettare a terra cartacce, lattine e spazzatura. Ma come, direte voi, proprio lì, a 5 metri, c'è un bagno pubblico. D'estate i miasmi erano diventati a tratti insopportabili, ma adesso la situazione non è certo migliorata. Un biglietto da visita pessimo per Bassano. Però guardate meglio. A 5 metri c'è il bagno pubblico, vero, ma al di là della piazza c'è il municipio. Possibile che l'amministrazione comunale non intervenga? Possibile che la sindaca o qualche assessore non siano mai passati per quello che qualcuno ha ribattezzato l'angolo della vergogna? Amministrazione distratta, si chiedono i cittadini? Per non accorgersene, oltre che non vedere, bisognerebbe anche tapparsi il naso, visto l'odore. E allora la lotta all'inciviltà in centro fa segnare un altro punto in favore del degrado. I residenti confidano almeno nel pareggio, o più verosimilmente nella pioggia.